Allora, siamo sempre col presidente di Confcommercio Veneto, Ascom Padova, Patrizio Bertin. Stavamo un po' chiacchierando fuori onda. Ma è mai possibile che in 2 mesi di chiusura di attività imprenditoriali siamo finiti dove siamo finiti? Beh, cioè c'è stato, allora col senno di poi, per carità, vabbè la sanità e ci può stare, ma è mai possibile che non si possa valutare che c'è stato un errore da parte del governo? Perché altri stati non sono finiti dove siamo noi, dove siamo precipitati noi, o hanno chiuso troppo, a questo punto probabilmente, o non hanno saputo chiudere nel modo opportuno, come accennava lei prima fuori onda, cioè nel frattempo pensare al cosiddetto piano B vero e proprio di ripresa un po' per tutti. Cioè c'è stato un errore, perché se no non saremmo qui a parlarne. Beh, chiaramente questo penso sia sotto gli occhi di tutti che il problema, visto che non era conosciuto, si è andato avanti a vista, però io sono convinto da imprenditore, se io faccio un'azione devo avere anche il piano B. Okay, di questa azione. Questo non è stato fatto. Pensarlo rapidamente. Non insomma. hanno fatto questo, siamo ancora ai stati generali, alla discussione, 400 persone messe là per capire come rimettere in moto la macchina, però io vedo oggi esattamente il contrario di tutto quello che è stato detto, non si fa niente, okay? Quei soldi che sono arrivati, a parte i 600 euro in 2 tranche, che mi dica lei 600 più 600 a cosa possono servire a un'impresa che quando manco la sopravvivenza. Sì, entrano in banca già la bolletta o quello che arriva te li spazzano via. Primo, ma secondo, anche i 25.000 euro, parliamo delle piccole imprese, i 25.000 euro dati alle imprese, okay, quelli lì sono stati subito diciamo, messi da parte degli imprenditori con responsabilità per pagare il prodotto che avevano in casa e che non andava venduto, e quindi è una situazione che dovrebbero capirlo questi grandi scienziati dell'economia, che se io, perché sono una persona corretta, onesta, pago il mio prodotto perché capisco che anche quello che mi ha consegnato il prodotto deve essere pagato, però il mio prodotto non lo posso più cedere, vendere, cosa ne faccio io? Io subisco un danno doppio, un doppio danno, quindi questi 25.000 euro sono andati via per salvare anche la dignità degli nostri imprenditori. E in Veneto è successo questo, perché siamo persone responsabili, che hanno una dignità e non vogliamo avere debiti, li abbiamo verso lo Stato con questi 25.000 euro, okay, che non sono serviti a niente, e anche questi soldi a fondo perduto, mi permetta, ma questi soldi a fondo perduto, sti 2 o 3.000 euro che arriveranno, cosa possiamo farci? Cosa possiamo farci quando adesso attualmente quelli che sono aperti hanno, quelli che sono fortunati un 50%, quelli che sono sfortunati sono ancora al 30% e tengono duro? Cosa possiamo permettere a questi imprenditori di poter andare avanti? Noi lo stiamo facendo con le nostre confidi, con il nostro, esatto, voi avete confidi, che con cosa tutto fa? quello che possiamo mettere in atto, tutta la forza che possiamo fare. Stamattina dico con grande soddisfazione che mi ha chiamato un nostro associato e anche uno di quei molto critici che mi ha fatto i complimenti per come abbiamo gestito questo periodo. Siete gli unici, ha detto, che avete sempre dato risposte e avete sempre ascoltato i nostri associati, e io mi sono trovato molto bene e vi ringrazio per questo. E quindi piccole soddisfazioni che ti fanno capire che se tu sei vicino all'imprenditore e dai quello che l'imprenditore in questi momenti di sofferenza ti sta chiedendo, noi abbiamo la forza di lottare e noi ce la faremo, sono convinto che ce la faremo, e lasceremo meno persone possibili, meno imprenditori possibili per strada, però il governo dovrebbe essere vicino al cittadino, alle imprese, a quelli che non sono garantiti, okay, perché devono pensare sempre a far quadrare i conti e non ce la fanno più. Nel frattempo pensa di dare l'aumento agli insegnanti e dipendenti pubblici e a determinate categorie. O al monopattino e la bicicletta.
Ecco, quindi mi fermo qui perché... Solo però chi abita in centri di un certo Esatto, tipo, perché Padova non credo che esatto, quindi dico che per carità capisco tutto e tutti, però c'erano delle priorità. E le priorità che sono state trascurate, secondo me. Si è guardato a 1000 rivoli, a 1000 sistemi, si è accontentato un po' tutti, ma senza guardare che l'ossatura del nostro paese sono le piccole e medie imprese. Allora, ma qualcuno si rende conto che di cartelli vendisi e affittasi, i negozi ci sono sempre di più? E qua il discorso vendesi e affittasi, qua stavamo accennando prima noi fuori onda parlando delle locazioni. Rispondiamo al nostro telespettatore che ha scritto. È un discorso che noi stiamo cercando di arginare questo tipo di situazione, perché chiediamo anche a chi non ha la possibilità di avere il negozio di proprietà di parlare con il proprietario per capire che in questo momento si deve fare un po' di coscienza, okay? E cercare di spostare il credito mi perdoni adesso, l'incredito d'imposta, di passarlo al proprietario, in modo che il proprietario può recuperare, però l'imprenditore, il negoziante ha bisogno di adesso trattenere più liquidità possibile. Questo potrebbe essere un sistema per dare la possibilità di sbarcare questo momento difficile. Più soldi lasciamo all'impresa, ok, con questi pochi fatturati, più la possibilità ha di superare. Però, seguendo il ragionamento che sta facendo lo Stato, il proprietario potrebbe dire: come lo Stato mi sta portando in là le tasse, cioè sospendendo, però me le proroga, ma in questo caso per i proprietari no, perché tanto l'IRPEF la devi pagare e tutto e quelli sono i 25.000 euro che ci ha dato per pagare le tasse. Bravissimo, devi pagarle. Li ti spostano una settimana, fine mese, ma niente cambia. Questi sono appunto il proprietario dice: tu il canone di locazione ok, non te lo faccio pagare ad agosto, gennaio, però me lo devi pagare poi a fine anno tutto in blocco, perché io se anticipo questi soldi per le tasse poi devo rientrare, non posso rinunciare a farlo per che cosa? Ecco, il credito d'imposta, se viene mandato, cioè trasferito dal locatario al locatore, okay, il locatore se lo può scaricare appunto nella denuncia dei redditi e diciamo l'altro può avere il beneficio di pagare meno, ma questo è una delle situazioni, però a questo momento secondo me dobbiamo rivedere un po' tutto quello che è l'impianto anche sugli affitti, per un semplice motivo, il rischio è che avremo più negozi vuoti e più desertificazione anche delle città oltre che dei paesi, perché nei paesi abbiamo già un serio problema di abbandono e poi se mancano i negozi di vicinato diventa un problema sociale. Dobbiamo stare molto attenti a queste dinamiche che si stanno diciamo che vediamo che si stanno prefigurando. Questo è quello che mi sento di dire: dobbiamo essere coscienti che in questa situazione o ne usciamo tutti assieme o moriamo tutti assieme, e quindi anche il proprietario e anche quello che ha in affitto il locale o l'appartamento. Non trascuriamo che Padova, per dire, è una città universitaria. E adesso gli universitari non ci sono. E quindi gli universitari che sono andati a casa a settembre, ok? Perché, scusa, a febbraio. A febbraio. Sono andati a casa a febbraio perché appunto prima di essere intrappolati sono andati a casa e quindi hanno abbandonato, e lo studente non è che ti abbandona e ti paga lo stesso l'affitto. Quindi c'è stato un impoverimento generale, parlo di Padova, città universitaria, ma anche altre città. Venezia non ne parliamo, Venezia sta soffrendo in maniera importantissima, gli manca il turismo. Esatto. Bravo, lei accennava prima al discorso del turismo del fine settimana mordi e fuggi. Per le nostre città d'arte è sufficiente questo, per cui è il turismo territoriale o no? Allora, ho visto sui giornali qualcuno che ha detto musei pieni e via. Col distanziamento sociale, con le entrate che ci sono, è facile riempire il museo. Basta questo per diciamo, creare ancora un indotto turistico? No, assolutamente non basta. E anche tutte le manovre fatte per incentivare il turismo sono sufficienti? No, non sono sufficienti. Questi sono solo palliativi per dire stiamo facendo qualcosa. Non funziona così. Cosa bisognerebbe fare per il turismo?
È quello che dico. E qui le faccio la battuta, ha visto la pubblicità degli operatori della Locride della Calabria che hanno fatto una pubblicità in cui si parla male delle nostre spiagge, di Jesolo, del Veneto, dicendo spiagge adesso e hanno venite in Calabria che ognuno tira acqua al proprio mulino, però chiaramente la Calabria, la Puglia, la Sicilia sono posti meravigliosi, hanno un fascino importantissimo, per carità, però noi in Veneto dico che se abbiamo sempre avuto milioni e milioni di turisti vuol dire che abbiamo qualcosa in più. Noi abbiamo la montagna, il lago, il litorale, Venezia, Padova, Treviso, Verona, sono tutte città, Vicenza, importantissime, Belluno, la capitale delle Dolomiti, quindi siamo fortunati da questo punto di vista. Molto probabilmente dovremmo fare anche una campagna pubblicitaria, importante a livello internazionale, e qui la Regione dovrà investire in maniera importante per far riconoscere o riscoprire a quelli che ancora non sono stati nel nostro territorio la meraviglia del nostro territorio, perché questo, se abbiamo avuto i numeri importanti, dobbiamo tornare per forza ai numeri importanti. Poi c'è anche un altro aspetto: mancano anche le grandi navi, quelle che ti portano 4-5 mila persone a Venezia. Ma Venezia non le voleva più, Venezia ha sputato su questo. Venezia ha detto non le vuole più nel Canal Grande, non le vuole più in Piazza San Marco, le grandi navi. Si possono trovare, io non sto qui a polemizzare su questa cosa, io dico che è una meta importante Venezia, non si può trascurare, bisogna che trovino delle soluzioni alternative, ne parlano da anni e mai prendono le decisioni. Questo è un po' il problema di questo paese, il coraggio di prendere le decisioni che servono, altrimenti ci parliamo addosso e non concluderemo mai niente per il nostro territorio. Ecco, un'altra cosa comunque che balza agli occhi anche delle osservazioni che lei sta facendo e tutto, è che comunque noi dipendiamo ineluttabilmente, vuoi le imprese produttive, vuoi il settore del commercio, dall'estero. Noi siamo nel bene e adesso nel male. Non si riesce anche a livello provvisorio a cambiare questa rotta, a diventare di appeal, come lei diceva, con tutto quel che si offre, non tanto per l'estero, ma anche per l'Italia stessa? Perché sembra, perché il commento, l'estero tutto sommato lo sa che cos'è l'Italia, cioè tutti desiderano andare in Italia, c'è poco da dire, come dire non ti attira New York, certo che mi attira New York, non occorre dirlo. Qual è il problema? Il problema è a parte adesso, arrivarci, costosa, l'Italia è considerata un po' costosetta, tutto sommato, per cui uno si riserva il bel viaggio, lo fa in certe circostanze, oppure se può permetterselo o ha un certo tipo di struttura che lo porta, i classici tour operator, no? Che riportano lì. Però l'Italia sull'Italia, quindi il Veneto sul Veneto, si è scoperto adesso, molti hanno scoperto adesso le nostre terme, cioè molti veneti hanno scoperto le nostre terme. Per cui c'è un problema di fondo, non possiamo dipendere così dall'estero noi. No, diciamo che fino adesso noi abbiamo investito soprattutto all'estero, perché bisogna essere anche attrattivi e attrattori di turismo, quindi si fa un conto economico, dice può bastare il turismo interno nostro, chiaramente no, perché le strutture sono cresciute in un modo in cui c'è bisogno di essere attrattivi, quindi diciamo che i nostri hanno scoperto in maniera anche importante sia le terme, anche le città d'arte, abbiamo, diciamo, questa situazione ha creato un po' di più curiosità nel nostro territorio, però noi dobbiamo assolutamente pensare che quando c'era un programma di portare 100 milioni di cinesi in Italia e in Veneto, una gran parte turisti cinesi, e quindi quando si cominciava a avere questo tipo di rapporto con Italia-Cina in questo senso, adesso tu non puoi più fare quei calcoli là, adesso devi capire chi può essere il nostro turista preferibile, che ama questo paese, che vuole venire a visitare questo paese, e cominciare ad andare a catturare
mi passi il termine, questo tipo di turismo. Quindi è un paese che in questo momento deve essere ripensato, anche dal punto di vista turistico. Dobbiamo ripensare, abbiamo le eccellenze, i fanghi di Abano, ma ne abbiamo di località termali importantissime nel nostro territorio. Dobbiamo imparare a venderci con più determinazione e intelligenza dal punto di vista mio, dobbiamo cominciare a farlo. Come? Mettendo assieme le teste pensanti che riescono a avere una visione, che riescono a dare delle risposte chiare, ok? Ma assieme dobbiamo farlo, non a compartimenti stagni come siamo andati fino avanti fino adesso. Infatti lei ha detto una cosa che un po' risponde anche all'osservazione del nostro telespettatore che ci ha scritto poco fa, perché assieme vuol dire le categorie produttive, vuoi il commerciante anziché l'imprenditore, settore agricolo, non trascuriamolo, eccetera, e la politica. E invece il messaggio che è arrivato poco fa diceva che in uno salotto televisivo ieri sera aveva visto disquisire di povertà dei personaggi, eccetera, che ecco qui, ieri sera vedevo in un salotto televisivo dei politici e giornalisti che disquisivano sulla nuova povertà che il Covid ha portato e parlavano di soluzioni. Incredibile, il più povero di loro guadagna più di 200.000 euro, ma con che saccenza parlavano di poveri, e quello è il problema, finché parlano tra di loro, persone che non hanno neanche idea che cosa sia la povertà, perché comunque hanno degli stipendi allucinanti, o prendono decisioni sono distanti dalla realtà. Esatto, questo vuol dire non lontani toccare dalla realtà. Cioè, il problema è proprio quello, cioè mancanza di contatto con la vera situazione del paese. Non tutti, dico, qualcuno che parla che non ha la competenza, ma anche la realtà, ma non ha la credibilità, non ha la credibilità. Quindi quando io dico che dobbiamo metterci attorno a un tavolo persone competenti, quelli che io definisco quelli che si sporcano le mani, quelli che sanno cosa vuol dire lottare per la vita, okay? Per cercare di avere sempre diciamo un ruolo importante dal punto di vista proprio economico anche, no? E quindi queste persone si devono mettere seriamente attorno a un tavolo. Noi abbiamo la Camera di Commercio, che è la casa delle imprese, abbiamo delle competenze e dei ruoli importanti. Adesso è inutile, la politica dal punto di vista mio ha dimostrato di non avere le capacità di affrontare questo problema. Nei tempi che doveva farlo, basta vedere la scuola che non sta ancora pensando. Allora siamo in questa situazione, sì, cominciamo a fare strategia, cominciamo a avere visione, ma cominciamo a dettarla, bisogna essere pragmatici, non bisogna essere illusionisti o illudere la gente che si fa questo, si fa quello, per poi non vedere niente. Adesso c'è il momento del coraggio e della concretezza. Certo. Allora Presidente, la interrompo ancora un attimo, abbiamo ancora dopo 10 minuti di tempo per tirare alcune somme, ma soprattutto fare altre considerazioni. Pubblicità, pochi secondi, restate sempre con noi.